Ognuno di noi ha le sue paure, lo sappiamo, da bambini avevamo paura del buio, eppure mo, insomma, della solitudine, eppure mo, avevamo paura dei mostri, dei lupi, dei fantasmi. E poi le favole ci mettevano il loro carico, l'orco di Pollicino che si mangiava i bambini, la strega di Biancaneve, insomma, signori miei, le paure erano tante, ma soprattutto a casa mia, la mia grande paura era quella che mamma ogni tanto mi sbandierava: se non mangi faccio venire un mammona, o mammona, o mammona. E lì era la mia grande paura, perché pochissimi sono i risultati, perché poi ho mangiato tanto per paura del mammone. Chi era questo mammone? Ma forse era una scimmia babbuina, nel Medioevo diventa un gatto mammone, un mostro, una figura mostruosa con dei baffi da gatto, insomma, che mangiava gli altri gatti. Era una figura che faceva paura a tutti i bambini e le nostre mamme lo utilizzavano come spauracchio. Il mammone era anche il soprannome di un brigante di Sora nel Frosinonate, il quale era il terrore dell'esercito francese e veniva soprannominato appunto O Mammona. E un altro personaggio pauroso che popolava i racconti tradizionali da bambini era Aianara, o la strega di Benevento, insomma. Le streghe ci facevano tanta paura. Il nome Ianara potrebbe derivare da Dianara, ovvero sacerdotessa della dea Diana, che in epoca latina era la dea della luna. Infatti le Ianare avevano paura della luce del giorno. Esistevano però Ianare soprattutto in campagna, ma anche a Napoli, solo che nelle campagne andavano su una scopa, no? E sappiamo bene questa immagine della strega che cavalca la scopa di Saggina, mentre invece nella città di Napoli soprattutto cavalcavano i cavalli. Mio padre, che aveva il cavallo, mi raccontava sempre che ogni tanto veniva la Ianara la notte e trovava il cavallo tutto sudato e con la criniera tutta intrecciata. Per impedire l'ingresso della Ianara si metteva una scopa, appunto, di Saggina all'ingresso della stalla, oppure un barattolo di sale, di sabbia, così che lei avrebbe perso tempo a contare tutti i fili della scopa e intanto si sarebbe fatto giorno, e la luce del giorno era la grande nemica della dea della notte, la Ianara. Ma il vero terrore dei bambini napoletani era l'edificio che ho alle spalle, o serraglie o reclusorie, ovvero Palazzo Fuga, l'albergo dei poveri, un progetto utopico di Carlo di Borbone. Sì, nasce a metà del Settecento l'idea, su sollecitazione del famoso padre Gregorio Rocco. Bisognava dare una dimostrazione della sensibilità della casa Borbone verso i poveri. E allora nasce questo progetto immenso, 385 metri di facciata lineare, una cosa veramente. Infatti il progetto non sarà in realtà mai completato, viene chiamato questo architetto fiorentino Ferdinando Fuga per realizzare quest'opera veramente mastodontica. Venne chiamata o serraglio o reclusorio perché si nasce come opera di pietas, nella quale bisognava in qualche modo togliere i poveri dalla strada, gli si insegnava un mestiere, li si rieducava e li si rimetteva in strada. In realtà era qualcosa molto vicino appunto a un reclusorio, e questa era la piazza del reclusorio, del serraglio. Le condizioni di vita erano pessime e ancora oggi vi confesso che io, quando passo davanti qui al reclusorio, al serraglio, al Palazzo Fuga, all'albergo dei poveri, sento ancora la voce di mio padre che diceva: se non facete brava, i metti in due serragli